Bilancio di assestamento regionale fuori tempo massimo, fuori da ogni regola e soprattutto con previsioni sbagliate. Un giudizio da parte del capogruppo del PD in Consiglio regionale, Lucio Tiozzo. Ma siamo di fronte a dei dilettanti che hanno lavorato sicuramente male. Ormai il Veneto sul tema di gestione del bilancio sta diventando la Cenerentola delle regioni a livello nazionale, arriva ben ultima nel presentare il bilancio di assestamento e arriva ormai ultima nell'approvazione dei bilanci di previsione. Purtroppo non si riesce a fare una seria programmazione, non c'è la capacità di fare le previsioni giuste e soprattutto il pericolo è che affronti gli errori della maggioranza, dell'assessore, della gestione più complessiva del Consiglio e della sua maggioranza, alla fine paghino i cittadini, paghino le categorie che vedranno, soprattutto le categorie più deboli, che vedranno decurtate le possibilità di avere servizi efficienti e risposte concrete ai loro bisogni.